Cari sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. In diretta ogni domenica sera alle 19:30 su Sesta Rete, siamo in replica anche alle 23, in replica nella mattinata del lunedì. Tutto il calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria e con la solita chiusura dedicata al calcio a 5. Il saluto subito, immediato, alla nostra prima penaltina, la splendida Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Buonasera e ben ritrovati. Abbiamo tra l'altro scoperto che insomma lei ha avuto anche una bella love story con un portiere di calcio, ma non lo vogliamo svelare certamente in questa puntata di Penalty. Salutiamo in postazione Carmelo Puglisi. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Benissimo, vedo che ti sei un pochettino anche inaspettatamente emozionata, Federica. Beh, succede. Salutiamo subito anche i nostri primi due ospiti della puntata odierna di Penalty, mister Ignazio Orefice. Buonasera. Ciclope Bronte. Buonasera. Ben ritrovato Ignazio, e insieme a lui un bomber di Lazza, soprattutto nelle categorie dilettanti, Luca Bracciolano, comprensorio normanno. Ciao Luca. Buonasera. Oggi è andata male Luca. Poteva andare meglio. Il big match col Giarre è andato male, però insomma siete sempre lì, ancora con la possibilità quantomeno importante dei playoff. La speranza è l'ultima a morire. Giustamente, fai bene, l'ultima a morire è la speranza. Iniziamo subito a raccontare la nostra trasmissione con i risultati, la classifica del campionato interregionale. Subito la parola a Federica, appunto con i risultati di questa nuova giornata del campionato di Serie D. Ragusa Agregas 0-2. Noto Battipagliese 2-1. Agropoli Città di Messina 3-0. Vibonese Comprensorio Montalto 1-0. Cavese Due Torri 1-0. Interreggio Licata 2-1. Orlandina Nuova Gioiese 2-2. Savoia Rende 1-0. Pomigliano Torrecuso 0-1. Vince sia la squadra campana del Savoia, ma anche e soprattutto la squadra siciliana dell'Acragas, quindi è tutto pronto per il big match della prossima settimana. A questo punto però mi sembra giusto dare sguardo alla classifica, giunta la sua seconda giornata di ritorno. Savoia 49 punti, Agregas 43, Nuova Gioiese e Torrecuso 33, Cavese, Battipagliese e Agropoli 30 punti, Noto 28, Orlandina 27, Comprensorio Montalto 26 punti, Interreggio 25, Pomigliano 24, Due Torri 20 punti, Città di Messina 16 punti, Rende 12, Vibonese 9, chiudono la classifica Ragusa e Licata a 5 punti. Sottolineiamo che in questa classifica la Cavese, l'Interreggio e il Ragusa hanno un punto di penalizzazione, invece sono 3 i punti di penalizzazione per il Licata. Sguardo anche al tabellino della prossima settimana, terza giornata di ritorno, domenica 19 gennaio 2014. Questi gli incontri: Torrecuso Agropoli, Comprensorio Montalto Battipagliese, Pomigliano Cavese, Rende Interreggio, Licata Noto, Due Torri Orlandina, Nuova Gioiese Ragusa, Acragas Savoia ed infine chiude Città di Messina Vibonese. Allora Carmelo, è tutto pronto a questo punto per il big match della prossima settimana, un Acragas Savoia che sicuramente insomma sarà, non dico decisivo, ma indubbiamente sarà importantissimo per la classifica finale. Vento favorevole per l'Agregas perché questo big match la formazione di Pino Rigoli arriva bene, oggi arriverà per essere un altro riposata, oggi ha giocato solamente 10 minuti all'Aldo Campo di Ragusa è sceso in campo con i ragazzini, ma dopo un quarto d'ora hanno deciso di ritirarsi, mentre invece il Savoia ha sofferto e non poco contro il modesto Rende. Il Rende ha giocato praticamente buona parte della gara in 10 uomini, il Savoia non ha sfondato. Delle due squadre di testa oggettivamente l'Acregas sta meglio. Complessivamente è stata una domenica non positiva per le siciliane, vince solo il Noto, male Due Torri e Città di Messina, pareggia in casa e si fa rimontare l'Orlandina. Il Licata invece si illude a Reggio Calabria con l'Interreggio, va in vantaggio, ma poi la formazione reggina rimonta e vince per 2-1. Ma un Licata che si è riorganizzato oppure è stato soltanto un fuoco di paglia? No, sotto l'aspetto societario e sotto l'aspetto tecnico la formazione è stata
sta onorando il campionato. Oggi è stata anche un po' sfortunata, sicuramente meritava probabilmente il pareggio, però insomma a questo punto del torneo abbiamo già passato il giro di boa, servono i punti, le Certo. chiacchiere stanno a zero. A questo punto del torneo sentiamo anche il pensiero dei nostri due ospiti di questa domenica. Ignazio, Savoia, Agragas, big match importante, chi vedi favorito? Io dico l'Agragas per un paio di motivi. Intanto la partita la giocano in casa e poi per il nostro caro amico Pino Rigoli che merita anche ancora palcoscenici migliori perché è una persona molto umile e sicuramente molto preparata. Quindi lo vedi favorito nel Sì, big sì, match? sì. Questo sì, anche ma- se il Savoia insomma è una squadra importante. Ma sono le uniche due squadre che si sono attrezzate per fare bene tutto l'anno. I 16 punti di differenza tra la prima e la terza sono la dimostrazione che il campionato di Serie D quest'anno è il livello veramente bassino, togliendo le prime due squadre, e poi le siciliane si illudono sempre di fare un campionato di Serie D che è la prima categoria dei professionisti di fatto, senza alcuna programmazione e senza basi solide. Licata è questa, Ragusa già da un paio d'anni fanno questo tipo di campionati che veramente è deleterio. A questo punto secondo me è meglio fare un campionato di livello inferiore, un'eccellenza fatta bene, che una Serie D fatta in questa maniera. È vero, è vero. Luca, per te chi sarà favorito in questo incontro? Ma sai Ettore, quando si è lì la differenza la fa chi ha la mentalità più vincente. Sotto questo punto io conosco il mister Rigoli, Sì. è un abituato a vincere, Certo. quindi È un vincente, sì, nulla da dire. l'ha dimostrato. Certo. Quindi penso che sono ben Però messi. grande rispetto del Savoia, Diamo rispetto al sicuramente Savoia sì. perché ragazzi comunque è lì, Certo. Come l'Agragas è super attrezzato per il grande salto di categoria. Questo è un campionato che sicuramente finirà all'ultima giornata. E infatti. Bene, e a questo punto, dopo aver parlato del campionato interregionale, passiamo subito al campionato di eccellenza, lo facciamo con i risultati, la classifica e parliamo del girone A. Pro Favara Alcamo 2-2. Mazzara Atletico Campofranco 1-1. Serra di Falco Folgore Selinunte 4-0. Riviera Marmi Leonfortese 2-1. Raffadali Parmonval 1-0. Sport Club Marsala Rocca di Caprileone 6-0. San Sebastiano San Giovanni Gemini 1-4. Camarat San Cataldese 0-1. Beh, esce sconfitta il Camarat in casa contro una San Cataldese che non ti aspetti e a questo punto invece aspetteremo con ansia anche in questo caso un big match per la prossima domenica tra Camarat e Leonfortese, ma guardiamo la classifica al completo. Camarat 38 punti. Leonfortese 37. Alcamo 34. Serra di Falco 33 punti. Sport Club Marsala e Riviera Marmi 29 punti. Parmonval 26, Atletico Campofranco 25, Rocca di Caprileone 24 punti, Pro Favara 23, Mazzara, San Giovanni Gemini e Raffadali 19 punti, San Cataldese 18, San Sebastiano e Folgore Selinunte chiudono la classifica a 9 punti. Classifica che vede il Marsala e il San Sebastiano con una partita in meno. Tabellino anche della prossima giornata, si giocherà chiaramente anche in questa occasione domenica 19 gennaio 2014, sarà la quarta giornata di ritorno. Questi gli incontri, Leonfortese Camarat, come abbiamo detto il big match appunto della prossima settimana, San Cataldese Mazzara, Atletico Campofranco Pro Favara, Alcamo Raffadali, San Giovanni Gemini Riviera Marmi, Folgore Selinunte, San Sebastiano, Rocca di Caprileone Serra di Falco ed infine Parmonval Sport Club Marsala. Allora, nel frattempo possiamo fare vedere anche qualche immagine del Camarat. Settimana prossima abbiamo questo scontro importante della vetta, no? Camarat contro Leonfortese. Carmelo. Scontro importante ma non decisivo, perché questo è un campionato estremamente equilibrato, estremamente incerto ma estremamente interessante, perché delle prime tre in classifica non vince nessuna, perde il Camarat, perde la Leonfortese, non va oltre il pari l'Alcamo a Favara e si riavvicina alla vetta, seppur
seppur ancora distante di 5 punti, il Serra di Falco, che oggi è riuscito a imporsi sul fanalino di coda Folgore. Bella impresa, come detto anche del Riviera Marmi, che supera la Leonfortese e rimane agganciato al quinto posto. È un campionato dove secondo me qualche rammarico deve averlo il Marsala, avesse perso qualche punto in meno, avesse lasciato qualche punto in meno per strada nel girone d'andata, oggi potrebbe dire la sua anche per la vetta. Diciamo finalmente si sveglia la San Cataldese, che oggi ha fatto lo sgambetto alla capolista Camarat. La San Cataldese ha un organico tale che veramente ci si continua a stupire come questa squadra possa essere al terzultimo posto in classifica. Oggi ha dato finalmente dimostrazione del proprio valore. Attenzione, perché la prossima settimana questa squadra di Gaetano Mirto si giocherà sicuramente una bella fetta, possibilmente di promozione, e voglio sentire anche il parere dei nostri ospiti. Allora, Leonfortese di Mirto che si gioca tutto in casa contro questo Camarat, che indubbiamente insomma è una brutta gatta da pelare. Ma sai, ti dico che la Leonfortese, il mio caro amico Mirto, è una sorpresa, sorpresissima, una squadra molto giovane, costruita non per fare questo tipo di campionato. Il campionato, questo girone di eccellenza, è un campionato da alto contenuto tecnico, migliore secondo me migliore del girone B, ed è un grande merito di Mirto, perché ho visto giocare la sua squadra e gioca veramente molto bene, ed è una squadra giovanissima. E questo Quindi, è insomma una cosa bellissima. Una cosa bellissima, certo. Il capocannoniere è un ragazzo del 93 che si chiama Giovanni Caputa, che ho avuto io da juniores ad Adrano, ed è veramente quindi è una sorpresissima. Secondo me la tranquillità che può avere la Leonfortese non ce l'hanno sicuramente le altre squadre, perché sono state costruite anche con grossi budget, basta guardare i nomi che ci sono in questo girone, tutte formazioni di grande passato, Marsala, Alcamo, insomma, abituati a palcoscenici importanti come la D e la C. Certo, certo. Luca, però è anche vero che questa squadra del Camarat all'andata ha vinto contro la Leonfortese, seppur soffrendo, quindi comunque insomma, scenderà in campo e sicuramente non vorrà mollare alla prima difficoltà. Sicuramente ogni partita fa la storia a sé, però è anche vero che il girone di ritorno secondo me è totalmente diverso da quello d'andata. C'è chi si deve salvare, chi punta a obiettivi più grossi, e quindi totalmente diverso, insomma. Adesso continuiamo a parlare del campionato di eccellenza e lo facciamo subito con i risultati e la classifica del girone B insieme alla nostra splendida Federica. A Rosolini, Acireale 1946 batte Città di Rosolini 2-0. Modica San Pio X 1-0. Mister Bianco Città di Vittoria 3-0. Gimnica Scordia Igea Virtus 0-1. Football Club Acireale San Gregorio 2-1. Rometta Sporting Viagrande 0-0. Sport Club Siracusa Taormina 4-2. Mazzarrà Tiger 0-3. Nella zona alta della classifica vince la squadra messinese del Tiger, ma continua a tallonare la zona altissima di questa classifica anche l'FC Acireale. Ma guardiamo la classifica al completo. Tiger 41 punti. Football Club Acireale 37. Taormina 33. Igea Virtus 31 punti. Catania San Pio X, Sport Club Siracusa e Modica 29 punti. Gimnica Scordia e Mister Bianco 27 punti. Città di Vittoria 25. Sporting Viagrande 24. San Gregorio 17 punti. Rometta 16. Città di Rosolini 14. Mazzarrà e Acireale chiudono la classifica a 9 punti. Sottolineiamo che l'Acireale, il Modica ed il Vittoria hanno un punto di penalizzazione. Prima di sentire il commento tecnico anche di Carmelo Puglisi, diamo anche il quadro, il tabellino per quanto riguarda la prossima giornata, quarta giornata, domenica 19 gennaio 2014. Questi gli incontri: San Pio Catania contro Città di Rosolini, Città di Vittoria FC Acireale, Acireale 1946 Gimnica Scordia, Igea Virtus Mazzarrà, Taormina Mister Bianco, San Gregorio Modica, Tiger Rometta ed infine Sporting Viagrande contro Sport Club Siracusa.
Allora, nella zona alta si è mosso sia l'FC Aciriale ma anche e soprattutto la Tiger che insomma vince fuori casa per 3-0. Continua ancora un po' di incertezza, soprattutto nelle zone alte comunque. Nelle prime posizioni non cambia niente, vince la Tiger bene, come da pronostico il derby con il Mazzarrà, soffre più del previsto invece il Football Club Aciriale di Salvoricca per piegare la resistenza del San Gregorio. La formazione di Scrivano addirittura al Tupparello ha chiuso il primo tempo sull'1-1, poi davanti al forcing dei Granata ha dovuto arrendersi, ma comunque i giallorossi escono a testa alta e in testa praticamente perde solamente il Taormina, punteggio bugiardo al decimono, un po' come era accaduto col Mister Bianco 15 giorni fa. Il Taormina va 2 volte in vantaggio, prima sull'1-0 poi sul 2-1 e solo praticamente nella mezz'ora finale il Siracusa con Frittitta riesce a dilagare. Colpo esterno anche di Legea Virtus a casa del Gimnica Scordia, già la terza sconfitta tra le mura amiche. La formazione di Serafino gioca meglio in trasferta che in casa. Oggi da segnalare anche la vittoria dell'altra squadra di Acireale, il 1946, che si è imposta sul campo del Rosolini e torna in corsa per la salvezza. Diciamo che là dietro nessuno si arrende perché Rosolini sta attraversando un momento delicato ma ha tutte le carte in regola per riprendersi. Il Rometta ha interrotto la serie negativa, ha conquistato un punto prezioso con il Viagrande, un campionato nella parte bassa della classifica quanto mai aperto. Ecco, guardando un po' la classifica, anzi se cortesemente la regia può rimetterla in onda di questo girone B del campionato di eccellenza, notiamo che comunque 5 punti della Ciriale 1946 per cercare di agganciare il Città di Rosolini sembrerebbero tanti. Ignazio. L'eccellenza è un campionato duro, difficile, e sono tanti, non sembrano tanti, sono tanti. E bisognerebbe capire lo stato della squadra attualmente, sia fisico che mentale che morale, e poi anche quella del Rosolini che è la più vicina per cercare di uscire da quel pantano dell'ultimo posto. Però sai, nel calcio può succedere È tutto possibile, è tutto possibile. Luca, invece vogliamo parlare di questo Catania San Pio che insomma è partito con grande voglia di mettersi in luce, grande organizzazione, però stanno venendo a mancare i risultati. Cosa pensi che sia successo a questa squadra catanese? Magari tanti nomi e poca amalgama. Quello che penso. Bisogna comprarla, come diceva Massimino. L'amalgama poi diventa fondamentale in queste categorie. Soprattutto in queste categorie, sì. Quando c'è troppa gente nuova si rischia poi dopo di non riuscire nei tempi stretti del campionato a cercare di amalgamare il tutto. Ho visto squadre con meno qualità tecniche ma con una foga più di squadra. Vedi bene quindi l'FC Aciriale allora a questo punto, che nasce da un gruppo ex Aci Sant'Antonio, quindi con più solidità organizzativa interna. È un gruppo compatto, poi conosciamo il direttore Santo Palma, certo, che sa tenere bene, tantissimo. so bene come mette passione in quello che fa, Certo. Di conseguenza la trasmetterà sicuramente ai suoi giocatori. Anche se in testa abbiamo questa Tiger, Carmelo, per chiudere il commento tecnico su questo girone B. Abbiamo questa Tiger che comunque insomma ha già un discreto vantaggio rispetto all'FC, ci sarà qualche scontro diretto tra qualche settimana, però bisogna per forza cercare di mantenere queste distanze per la squadra messinese e cercare appunto il grande salto di categoria. Diciamo che la Tiger sta rispettando quelli che sono i pronostici, più che altro secondo me la Tiger in questo momento, se conti stanno facendo dalle parti di Brolo, non sono tanto i 4 punti sul Football Club Aciriale ma sono il 12 sul Siracusa. Il Siracusa ha fatto un mercato molto imponente a dicembre per cercare di rimettersi nei giochi. Fin qui ci sta riuscendo in parte, ma io credo che la distanza che la Tiger stia contando sia soprattutto sul Siracusa. 12 punti chiaramente sono è un tanti. distacco abissale. Sono E per come corre, tanti, e siccome la Tiger, come abbiamo più volte sottolineato in queste settimane, Ettore, al momento non sembra avere punti deboli perché è una squadra molto quadrata in difesa, con Bellinvia che gli dà un grande gioco, ha un bomber straordinario che è Tindaro Calabrese, un centrocampo di grande qualità, la fantasia di Sami El Amraoui.
insomma, è una squadra che ad oggi non ha punti deboli, quindi E il poi ha distacco- voglia di questo salto di categoria. Io ho l'impressione che la Tiger Brono ha voglia di questo salto di categoria, sente la necessità di, insomma, cimentarsi in categorie di grande qualità come potrebbe essere la Serie D il prossimo Beh, anno. hanno sicuramente la struttura per tentare il salto di categoria e per fare un discreto campionato, un po' come stanno facendo le conterranee Orlandina e Non Due Torri. dimenticandoci che il prossimo anno, insomma, tutta la Serie D cambia, perché sappiamo benissimo dei rivoluzionamenti nella Serie C nazionale, no? Nella seconda Infatti divisione, prima questo divisione. è un anno chiave, è un po' se riesci a entrare in determinate categorie quest'anno hai buona possibilità di però poi rimanerci. bisogna Chi rimane, saperlo fuori, chi mantenere, rimane fuori dal giro quest'anno rischia comunque di un pochettino di avere complicata la scalata negli anni, perché i posti saranno meno. Anche in proiezione, ancora se ne parla, non c'è Certo. nulla di certo, di una riforma dopo quella del calcio professionistico della Lega Pro. Sì. Tra 2 o 3 anni ci sarà una riforma anche del calcio dilettantistico, quindi i posti andranno a restringersi e chi non ha, L'aspetteremo con ansia e chi non ha questa programmato rivoluzione, bene, e chi non ha programmato bene rischia di essere tagliato fuori. Certo. Ignazio, volevi dire qualcosa sul Siracusa o sulla Tiger? La Tiger io credo che meriti la posizione che sta occupando, perché hanno avuto un programma di continuità. So che come Santino Bellinvie è uno che lavora molto bene, i risultati parlano per lui anche nel passato, però sono d'accordo con Carmelo nel dire che bisogna guardarsi più che della Cirale del Siracusa. Ma 11 punti, 12 punti sono però tanti, io ti posso dire che beh, conosci Strano, lo conosco sappiamo, bene il condottiero e ti dirò e infatti. ti dico che fino all'ultima giornata non molleranno un centimetro. Questa è la dimostrazione che il mercato di dicembre, Luca, e tu ne sei un artefice, no? Sei passato dall'Atletico, sei andato al comprensorio normanno, poi alla fine diventa anche importante per riorganizzare, risettare un po' il tutto. Se è fatto da persone competenti è decisivo. E per chi si salva e per chi deve puntare a vincere il campionato. Sperando sempre che comunque il lato economico non incida poi in questi trasferimenti, no? Perché se no si rischia soltanto di pensare a far quadrare un po' i bilanci, mentre forse servirebbe anche un aspetto tecnico in questi trasferimenti, no? Diciamo che molte volte chi prova a vincere lo strappo alla regola lo fa. Lo fa, tenta di farlo sperando di riuscirci. Benissimo, abbiamo anche chiuso la parentesi dedicata al campionato di eccellenza, quindi congediamo Carmelo Puglisi che ritroveremo la prossima settimana. Sì, io do un assist a Ciccio Ramette a dopo Sì. per la promozione. Sì. Oggi ho visto Gerre Paternò, Eh. quando è entrato Luca il Paternò ha rischiato di rimettersi in partita, ha fatto uno splendido gol su punizione lancio una provocazione, avesse giocato dal primo minuto probabilmente non adesso sarebbe ci spiegherà finita, perché non ha giocato. non sarebbe finita così. Benissimo. Ok, ci dobbiamo fermare. Un saluto a Carmelo Puglisi che rivedremo la prossima settimana. Buona sempre- settimana a tutti, buona settimana. Chiaramente con il commento legato alla Serie D e al campionato di eccellenza. E salutiamo anche la presenza di Federica che ritornerà anche lei la prossima settimana con questa parentesi dedicata a questa parte del calcio dilettantistico. Sì, buonasera a tutti. Adesso abbiamo un altro brevissimo stacco pubblicitario, rimanete con noi. Grazie. Penalty, tutto il calcio di cui il Calciovero non parla mai, la puntata fissa ogni settimana su Sesta Rete in diretta a partire dalle 19:30 con il calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria e da quest'anno anche con la parentesi dedicata al calcio a 5. Ho qui accanto a me la seconda penaltina, Giulia Bonaccorsi, che salutiamo. Ciao Giulia. Ettore, buonasera a tutti. Buonasera anche a te e naturalmente la buona serata anche al nostro commentatore ufficiale del campionato di promozione, ovvero Ciccio Rametta. Ciao Ciccio. Ciao Ettore, buonasera. Ben ritrovato, pimpante, 4 gironi importanti quelli di promozione, perché tra poco parleremo anche di questo big match Giarre Comprensione Normanno che è stato vinto dalla squadra guidata da Romeo. Subito i risultati e poi anche la classifica del girone A del campionato di promozione. Ligny Trapani, Dattilo 1-1. Cus Palermo, Delfini Vergine Maria 1-1. Monreale Favignana 4-0. Città di Carini, Strasatti 1-3. Cefalù Montemaggiore 3-0. Fulgatore Paceco 0-0. Castellammare Salemi 0-0.
Riposa il Real Calcio. Hanno pareggiato entrambe le due squadre di testa, ovvero il Paceco e il Salemi, che continuano ad essere le due leader incontrastate di questo girone A del campionato di promozione, anche se alle spalle il Dattilo insomma continua a fare punti. Guardiamo la classifica al completo. Paceco 35 punti, Salemi 35, Dattilo 32, Cefalù 31 punti, Monreale 29, Ligny Trapani 28, Montemaggiore 26 punti, Castellammare Calcio 94 23 punti, Real Calcio 20, Cus Palermo 18, Favignana 17, Fulgatore 17, Delfini Vergine Maria 17 punti, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 7 punti. Castellammare e Montemaggiore una partita in meno. Allora Ciccio, subito un commento, hanno pareggiato entrambe le due squadre che comandano questo girone A, però il Dattilo è lì vicino. Sì Ettore, hanno pareggiato entrambe le capoliste e ha pareggiato anche il Dattilo. Sicuramente tra i 4 gironi il girone A è quello più interessante per quanto riguarda la vittoria finale. Io includerei a questo punto anche Cefalù e Monreale nella lotta, perché hanno vinto benissimo entrambe oggi, 3-0 e 4-0 entrambi interni, per cui sai, il Monreale ha -6 dalle prime, il Cefalù ha -5. Le prime 3 appunto hanno pareggiato, mi ha sorpreso tra i 3 pareggi, diciamo che il Dattilo andava a Trapani contro il Ligny, quindi ci stava, era un campo molto difficile. Il Salemi e il Paceco a mio avviso potevano fare di più. E c'era anche uno scontro molto interessante tra la penultima e l'ultima, era l'ultima chiamata per lo Strasatti, anche se andava fuori casa, e ha vinto 3-1, si è rimesso in corsa a -4, per cui diciamo che non sono fatti i giochi per l'ultimo posto. Ciccio ha detto bene, è un girone abbastanza incerto sia nella zona alta che nella zona play-out, ed è la dimostrazione che il Trapani fa da traino a tutte queste società appunto del trapanese che insomma cercano anche loro un po' di sogni di gloria. Ignazio. Non conosco la realtà di quelle zone. È chiaro che il Trapani per il passato, per ciò che ha rappresentato per il calcio siciliano e che rappresenta per il calcio siciliano può essere un traino importante per tutto il movimento in quella zona. Ricordiamo che la prima squadra di Trapani fa la Serie B e la fa anche molto bene. La fa molto bene. È vero, è vero. Luca, Paceco e Salemi in testa, non so se segui anche seppur marginalmente questo girone, e questo Dattilo a 32, quindi è la dimostrazione che questo è veramente un girone super equilibrato. Da quello che so io, d'altra parte è un girone di ferro, si gioca un calcio molto duro, intenso, sì, no? molto maschio. Ti sono arrivate notizie di questo qualcosina, perché girone un po' ferro? Ho qualche amico che gioca nel Montemaggiore che giocava con me. Ho capito. Staremo a vedere. Staremo a vedere, anche perché insomma il campionato è lungo ancora, no? Siamo soltanto alla terza giornata di ritorno. Proseguiamo, giriamo foglio e vedo qua già subito i risultati che adesso la nostra Giulia ci leggerà del girone B, appunto del campionato di promozione. Riviera Messina Nord, Atletico Villafranca 2-0, Sinagra Città di Milazzo 0-1, Ciappazzi Fiume Freddese 4-1, Mamertina Ghibellina 0-0, Sporting Taormina Randazzo 4-0, Pistunina Sant'Agiolese 1-1, Castelbuonese Torregrotta 4-1, Riposa il Castelbuono. Vincono entrambi le due battistrada di questo girone B del campionato di promozione, vince sia il Taormina che la Castelbuonese. Guardiamo il quadro completo e poi dopo passeremo al commento tecnico di Ciccio Rametta. Sporting Taormina 41 punti, Castelbuonese 38, Città di Milazzo 33, Sant'Agiolese 29 punti, Pistunina 27, Sinagra 26, Mamertina 25, Ciappazzi 24 punti, Randazzo e Fiume Freddese 19, Castelbuono 17, Torregrotta 16, Riviera Messina Nord 11, Atletico Villafranca e Ghibellina 7 punti. Sporting Taormina batte Randazzo 4-0, vince in un certo senso il derby dell'Etna e continua a rimanere in vetta con questa Castelbuonese che è la marca stretta però,
Sì, la marca stretta, però credo che il Taormina debba fare la corsa guardando solo dentro casa sua. Quindi un'altra vittoria convincente, un attacco atomico che continua a segnare tantissimo. E per 4-0 quest'oggi. Bene anche ovviamente la Castelbuonese che il suo l'ha fatto e quindi aspetta il passo falso del Taormina. Diciamo che queste prime due possono guardare con tranquillità alla loro lotta. La squadra più vicina è il Milazzo che è andata a vincere fuori casa 1-0 e quindi diciamo che ci crede ancora secondo me nel primato o nel secondo posto, come tu sai è sempre bene per i playoff. Per i playoff, Quindi diciamo che queste prime tre hanno un discreto margine di vantaggio sulle altre, quindi possiamo dire che una delle tre sicuramente andrà alla promozione diretta, le altre due possono già da oggi abbastanza prepararsi per i playoff. Playoff che se li giocano le squadre a seguire. Mentre in fondo c'è molta bagarre, anche Atletico Villafranca e Ghibellina si giocheranno l'ultimo posto, mentre per i play-out ci sono diverse squadre che fino alla fine cercheranno di evitarli. Quindi anche questo è un girone equilibrato, tutto sommato. Anche questo è un girone equilibrato, però con i nostri ospiti oggi voglio parlare di questo Città di Milazzo, che indubbiamente è una squadra dalla caratura passata non di poco conto, quindi insomma il fatto di doversi ricimentare di nuovo in queste categorie dilettantistiche rischia poi alla fine un po' di impantanarsi. Ignazio. Ma programmare mai è facile, è sempre un rebus, cioè poco fa facevamo riferimento alla San Pio X, nomi o programmare velocemente per cercare di scappare via da categorie Ma il Milazzo ci ha abituato però a questo sali e scendi e queste incertezze. Magari non ti appartengono, ma le ciambelle non riescono mai, difficilmente riescono sempre col buco alla prima botta. Invece io sono sempre per una programmazione magari su più anni e di lasciare lavorare un allenatore a cui tu credi per 2 o 3 anni e far crescere magari una squadra che sia giovane e che ti possa dare poi risultati per diverso tempo. Duraturo nel tempo. È chiaro che il livello non mi sembra proprio molto alto, come io ho visto qualche partita di promozione di questo girone. Il Taormina ha un allenatore molto bravo, sappiamo, Schifilliti, che è una persona molto competente, pagata, sa quello che vuole, fa giocare bene. Passa la testa Luca perché evidentemente insomma conosce bene quella realtà. Fa giocare bene le sue squadre, io lo conosco personalmente, è una persona veramente squisita e che ci sa fare molto. Certo, Luca, perché sorridi quando Io parliamo l'ho dello avuto sport? Trappitello E quindi Schifilliti. conosci bene insomma Invece la tenacia gente- di Schifilliti, no? Questa è gente di ferro. Diciamo che lui e Busetta mi hanno Ti hanno mangiato messo bene, sotto. sì. Ah, ho capito. Quindi a questo punto anche tu ritieni lo Sporting Taormina una delle candidate a vincere questo girone del campionato di promozione. Sì, sicuramente, anche perché è una piazza che ha sempre dimostrato di fare calcio a un certo livello, anche se il Città di Milazzo Sì. so che è ben attrezzato. C'è, se non sbaglio, qualche elemento dell'ex Mazzarà di 2 anni fa che Sì, giocavamo insieme sì. e quindi penso sia una bella lotta. Si sono rafforzati anche molto da poco, diciamo. Infatti, In poche parole, attualmente però il Taormina sembrerebbe avere insomma il spunto passo in più intenso. Uno spunto in più. Uno spunto in più e vabbè, vedremo poi come andrà a finire. Anche in questa occasione siamo ancora soltanto alla terza giornata, quindi bisognerebbe aspettare ancora qualche settimana. ci sono sempre i playoff. Ci sono sempre i playoff, anche se poi i playoff sono sempre un ternallotto, non perché uno arriva ai playoff e poi è sicuro che li vince, bisogna poi giocarseli i playoff. La partita e, secca e vi soprattutto. assicuro che le partite secche sono sempre molto difficili. Questo me lo confermate anche voi, no? Benissimo, ci dobbiamo fermare, tra poco ritorneremo a parlare del campionato di promozione, il girone C, e parleremo di Giarre Comprensorio Normanno insieme al nostro ospite Luca Bracciolano e poi anche del girone D, naturalmente. A te la parola. Ci vediamo tra qualche minuto. Girone C del campionato di promozione, subito i risultati e poi la classifica, ma soprattutto questo commento sia da parte di Ciccio Lametta che dei nostri ospiti, in modo particolare di un protagonista dell'incontro di oggi tra Giarre e Comprensorio Normanno. Risultati della terza giornata di ritorno. Real Avola a Gira Nissoria 3-1. Troina Atletico Pedara 1-3. Atletico Catania Aci San Filippo 3-1. Giarre Comprensorio Normanno 4-1. Rari Rantes Real Gaci 0-2. Sporting Battiati Palazzolo
2-0. Sicula Leonzio Sporting Priolo 0-0. Riposa il Pachino. Beh, e avete già visto il risultato, il Giare con questa vittoria probabilmente ha fatto capire a tutti che indubbiamente è lei in assoluto la squadra da battere in questo girone C del campionato di promozione. Guardiamo la classifica e poi subito i commenti. Giarre Calcio 43 punti. Comprensorio Normanno Sicula Leonzio 34. Sporting Battiati 32. Atletico Catania 28. Sport Club Palazzolo 27, Sporting Priolo Real Aci 25 punti, Pachino 22, Aci San Filippo 21, Atletico Pedara 17, Troina 15 punti, Rari Nantes 9, Agira Nissoria 7, Real Avola 5, Agira Nissoria e Rari Nantes una partita in meno. Perfetto, allora commento di Ciccio Rametta e poi sentiamo anche dall'altra parte dello studio che cosa ne pensano i nostri ospiti, in modo particolare un protagonista. Allora, sì. vai. Vista la presenza di un protagonista di Luca, partiamo dal basso stavolta, Sì. Così arriviamo poi alla partitissima per poter dedicare più spazio. Vittoria del Real Avola per 3-1 e quindi come lo Strasatti nel girone A, anche il Real Avola aveva quest'ultimo treno che passava e l'ha preso, quindi ci crede fino alla fine per evitare la retrocessione diretta. Forse sarà stata anche la campagna acquisti, no? Sì, Insomma, di diciamo dicembre, affrontava la e penultima. molte squadre affrontava la ricominciano. penultima, però ha vinto 3-1 bene, quindi Certo. rientra in corsa. Salendo avevamo due partite molto interessanti oltre al big match. Avevamo questo Atletico Catania che continua la sua marcia, la serie positiva, e ha vinto 3-1 contro l'Aci San Filippo. Abbiamo lo Sporting Priolo che è andato a fare un bel punto a Lentini bloccando la corsa della Leonzio, che quindi magari oggi puntava a vincere per approfittare di qualunque cosa succedeva a Giarre, non ce l'ha fatta, quindi 0-0. E poi questa bella vittoria dello Sporting dei Battiati per 2-0 in casa col Palazzolo, quindi nella zona playoff veramente tante belle partite. Grande bagarre. La grande partita invece che Carmelo ha visto sul posto, io ho seguito su Facebook, Sì. bisogna fare i complimenti al Giarre che ha la pagina più curata, più in diretta, danno le Vabbè, notizie. è una società che e vuole- quindi io l'ho vissuta mentre venivo. Vuole vivere il grande salto alla grande. Sì, quindi un primo tempo giocato molto bene a quanto ho letto, 2-0, poi è entrato il nostro ospite, ha fatto questo bel gol che anche gli avversari hanno scritto grande punizione. E poi ti fermo, E perché poi vogliamo ce sentire lo che cosa è racconta lui. successo. Sul Però per 2-1 chiudere, Ettore, penso sì. che oggi possiamo dire che il Giarre Beh, ha- indubbiamente, ha anche chiuso. perché la Sicuro Leonzio pareggiando, quindi insomma, direi che oggi è un po' di difficoltà. è decisivo. Luca, 2-1 e che cosa è successo poi? Ettore, vuoi un commento col sorriso? Devi dare un commento intanto come lo pensi tu, nessuno ti deve, insomma... Se deve essere costringere- polemico non è un problema. No, anzi se è polemico fa molto audience, quindi va bene pure. No, Allora. sto scherzando, ma comunque dammi un tuo pensiero. Che cosa è successo sul 2-1? Parto Insomma, dal- sembrava la partita riaperta. Parto dal risultato, che Sì. 4-1 per chi ha visto la partita non Esagerato. è esagerato. Poi mi attacco alle 9 ammunizioni nostre, le 3 espulsioni compresa il nostro mister. Penso che non ci voleva un genio da Roma per fare tutto questo. Insomma, Anche quindi perché l'arbitraggio ti ha un po' lasciato... poi nulla da togliere alla squadra del Giarre che si è Certo. comportata benissimo. Il mister Romeo, non lo scopro io, è uno che sa far giocare bene le proprie squadre. Certo. Niente, onore al Giarre che sul campo ha dimostrato di essere più forte. Due domande le posso fare? Veloci. Perché sei partito dalla panchina? Prima. E seconda, se questa, nello spogliatoio diciamo vi siete già rimboccati le maniche per il Anche secondo perché c'era posto? Sicula Leonzio che è lì, Esatto, o se Secondo veramente è voi, una secondo sconfitta posto? che... Ma sai, lì eravamo, anzi siamo in una posizione dove dovevamo guardare avanti, ma anche Guardarci dietro. le spalle, Anche sì. perché la Leonzio come caratura tecnica la vedo molto bene, poi con gli acquisti che ha fatto ultimamente ancora di più. Per quanto, altra domanda, scusa? Perché sei partito dalla panchina? Mi sa che non volevo vuoi rispondere. sviarmi. Quella è una scelta tecnica. No, volevo È una sbagliare. scelta tecnica e quindi bisogna rispettare le scelte Una scelta del mister, tecnica, però l'importante è farsi trovare pronti. Beh, in questo caso per te è stata positiva, insomma, la tua entrata poi insomma ha fatto sì che insomma, Viva la diplomazia. per un momento si è Esatto. riaperta A telecamere la partita. spente ti dico tutto. Ok. La domanda sua è molto piccante. Voglio sentire anche un parere di Ignazio su questo Giarre, su questo comprensorio, su questa Leonzio. Ho guardato la classifica, fa una certa impressione, no? Un certo effetto vedere il Real Avola che ha lottato 2 stagioni fa contro l'Adrano per un posto nei playoff per la Serie D.
il Palazzolo che in 2 stagioni cade dalla D Sono finiti i soldi. Evidentemente lo spostamento di qualche capitale fa la differenza. tanto, È chiaro che il Giarre ha tradizioni e probabilmente anche solidità tale per poter ritornare in una categoria che è il massimo campionato regionale, che è l'eccellenza. Luca Scuderi, e il Giarre ha tutte le qualità ma non c'è il campo, no? Oggi in che condizioni era quel campo, Luca? Nel 2014 ancora Non un è campo pensabile. in terra battuta Non è pensabile. Infatti quello sarà probabilmente il prossimo step da parte del Giarre, da parte dell'amministrazione, per cercare di risolvere un problema. soprattutto per il esagerato. numeroso, uno per la piazza e due per il numeroso pubblico che ha Giarre. Certo. Squadre con tradizioni, con passato importante, come anche il Comprensorio Normanno, voglio dire. Voi lì a Bronte avete un gioiellino, quindi insomma No, siete lì super abbiamo contenti. un gioiellino, sì. È veramente un gioiellino. Poi l'esclusione ci può stare, no? Dai. Spezziamo una lancia a favore di... Ci mancherebbe. Ci può Mister stare. Panitteri, Noi non sappiamo che settimane hanno passato, non sappiamo come si è allenato lui. che ha risposto in maniera diplomatica il nostro Sto Ignazio, scherzando. perché lui è molto E quindi è diplomatico, chiaro che lo conosciamo è molto il- bene. è Fa il- l'allenatore, difende la categoria ed è giusto che È il sia fatto, così. è il fatto che un attaccante o un giocatore in generale entri dalla panchina e faccia subito bene, significano anche delle cose positive che sono sicuramente a vantaggio del giocatore. Certo. Significa che ci tiene, che vuole dimostrare e che vuole fare bene e tu Il l'hai tuo dimostrato. pensiero è ottimamente interpretato anche dal nostro Ciccio Lametta, che Si sarà guadagnato un caffè dal mister Panitteri che... Bene, chiudiamo con il campionato di promozione, subito i risultati, la classifica del girone D. Libertas 2010, Accademia Empedoclina 3-1. Comiso Ribera 1954 0-1. Aquila San Michelese Mussomeli 0-4. Aragona Real Biscari 4-2. Canicattì Sport Club Racalmuto 1-2. Sciacca USA Sport 3-1. Riposano Atletico Gela e Jobbing Santa Croce. Ribera sempre in testa, Ribera 54 con 38 punti, a seguire questo Mussumeli che comunque non molla la presa della zona alta della classifica. Guardiamo comunque tutta la graduatoria al completo di questo girone D del campionato di promozione. Ribera 54, 38 punti. Mussomeli 31. Libertas 2010 31. Sporting Club Racalmuto 26, Canicattì e Sciacca 23 punti, Comiso 22, Aragona 19, Accademia Empedoclina 17, Jobbing Santa Croce 16, USA Sport 15 punti, Atletico Gela 14, Real Biscari 8, chiude la classifica Aquila San Michelese con 7 punti. Scicli è stato escluso dopo la quarta rinuncia e lo Sciacca ha 2 punti di penalizzazione in questa classifica. Commento di Ciccio Rametta. Sì, allora giornata piena di gol, 21 nel girone D, quindi il girone con il maggior numero di gol segnati oggi. E 2 partite molto diverse attendevano la prima e la seconda in classifica. Il Mussomeli doveva vincere e l'ha fatto bene, 4-0 contro l'Aquila San Michelese che chiude la classifica. Invece il Ribera, diciamo, se il Giarre nel girone C ha superato proprio l'esame di maturità, il Ribera aveva una partita non così difficile ma una trasferta insidiosissima a Comiso e ha vinto di misura, una partita molto molto dura. Quindi diciamo che per quanto riguarda la zona playoff segnaliamo Sciacca e Racalmuto che hanno fatto delle belle vittorie. Diciamo che il Ribera con questo più 5, se riuscirà ad amministrarlo fino alla fine, non dovrebbe Ha già fatto tra dare l'altro il sorprese. turno di riposo, Sì, e quindi questo qui vuol dire che i punti sulla carta potrebbero essere anche di più. Esatto. Indubbiamente. Ribera 1954, categoria importante lo scorso anno, il campionato di interregionale, ma quest'anno è ripartita dal campionato di promozione. Ci sorprende questo cammino, però siamo costretti a fare la stessa domanda ogni volta ai nostri ospiti. Tutto questo ci fa pensare che insomma la programmazione ogni tanto viene dimenticata. Non deve sorprendere da qualche questo parte della tipo Sicilia.
di comportamenti. L'abbiamo avuto già 2 anni fa con il Trecastagni, che ha rinunciato all'eccellenza per ripartire dalla prima categoria. Il problema è di ordine economico, e se tu non hai le capacità economiche per poter fare una categoria importante, secondo me è un atto di umiltà ripartire da una categoria Quindi inferiore. approvi questa Secondo cosa? me sì, Ma perché secondo lei questo Ribera così forte non poteva fare un campionato da in metà eccellenza classifica? probabilmente avrebbe fatto un campionato che l'avrebbe portato alla retrocessione o diretta o con i play-out, e a quel punto è più devastante per una comunità, per una società, affrontare un campionato di promozione l'anno dopo venendo da una retrocessione piuttosto che un campionato inferiore a salire. Allora, sempre meglio fare un campionato inferiore a salire che uno superiore a scendere. E infatti Questo è il mio quest'anno pensiero. sta stravincendo questo. Questo è il mio questo pensiero. girone. Comunque è un girone dove il fattore ambientale fa tantissimo. Io con il Bronte in promozione sono stato inserito un paio di anni di fila in questo tipo di girone, Sì. quindi Mussomeli, Ribera, dove andare a giocare è veramente Molto difficile. difficile. Tana dei lupi ogni campo. Difficile, ambientalmente, come a livello ambientale è un girone molto difficile. È vero, è vero. Allora, siamo in chiusura per quanto riguarda la categoria di promozione, e quindi dobbiamo congedare anche il nostro Luca Bracciolano, a cui facciamo a questo punto una domanda di chiusura. Avete Giocherai? un po' messo da parte, com'è? Giocherai domenica? No, beh, dai, non mettiamo in difficoltà né lui né il mister. Invece voglio sapere, questa sconfitta cambia poco i programmi comunque della società, società che si è mossa anche nel mercato probabilmente di dicembre, che si sta muovendo ancora tuttora. Sì, si è mossa molto, sicuramente l'acquisto più importante l'ha fatto con Polessi, Certo, non lo scopro io, un giocatore che ha toccato Serie C e a quant'altro. grandissimi livelli tra l'altro. Niente, non si molla mai, fin quando la matematica non ti dà per spacciato non... Sperate comunque a questo punto in un potenziale passo falso difficile del Giarre, ma comunque quantomeno di conservare la posizione importante in vista dei playoff. No, noi sicuramente pensiamo a noi a fare bene partita dopo partita, poi se c'è qualche scivolone non possiamo saperlo. E Luca Bracciolano che fa? Che spera? Che cosa può succedere adesso per il proseguo del campionato per quanto riguarda insomma la sua persona? Ettore, io sono una persona che vive col gol, tutta la È vero. settimana la dedica al gol, tu Quando- mi hai cresciuto. Quando non arriva è brutto, infatti. quando non arriva è brutto, però insomma adesso avete giocato volendo quantomeno con una squadra importante come il Giarre, quindi adesso sarà un po' più facile poter far gol a qualche altra squadra. Ma tante volte queste sono partite dove non si cercano stimoli perché Sì, già te le è dà. vero. Bisogna stare attenti alle partite. Sono meno quelle più quotate, difficili, infatti, quelle- sì, le sì. più facili sono sempre le più difficili. Comunque devo dire a Luca che la cosa più difficile nel calcio è fare gol. Questa Quindi la cosa- è un mestiere difficile È quello un che avete, mestiere Luca. Allora ti auguriamo un grande in bocca al lupo a te e a tutto il comprensione normanno. Tra l'altro a Paternò so che ci seguono in tantissimi, li salutiamo e gli auguriamo un buon proseguo appunto della stagione. Grazie. Un saluto a Luca Bracciolano, invece rimarrà con noi Ignazio, tra poco lo raggiungerà un altro ospite del campionato di prima categoria. Salutiamo Ciccio Rametta, con lui insomma avremo modo di ricommentare il tutto la prossima settimana, sempre questi 4 gironi del campionato di promozione. Ciao Ettore, a domenica. Perfetto, ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria se non sbaglio. Restate con noi tra qualche minuto. Questa è la trasmissione Penalty ogni domenica in diretta su Sesta Rete, canale 215 del digitale terrestre, la trasmissione che parla solo ed esclusivamente del calcio dilettantistico siciliano, tutti i campionati, dal campionato di Serie D sino alla prima categoria, con la finestra nella parte finale del nostro programma dedicata al calcio a 5 che quest'anno abbiamo voluto assolutamente inserire perché riteniamo uno degli sport più emergenti nel mondo del football in generale. Abbiamo sempre qui la bellissima Giulia Bonaccorsi, una delle nostre 2 penaltine, mentre in postazione è andato via Ciccio Rametta e ci ha raggiunto Antonio Borzì. Ciao Antonio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. E con lui parleremo chiaramente del campionato di prima categoria, gli 8 gironi, 4 con schermata, quindi con un commento più dettagliato, mentre gli altri 4 verranno affrontati solamente con un commento veloce e comunque sempre molto tecnico.
Abbiamo, come annunciato qualche minuto fa, un altro ospite. Insieme a Ignazio Orefice abbiamo adesso la presenza di Angelo Costa, ACI Catena, prima Buonasera categoria. a tutti. Buonasera Angelo, come stai? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Mi fa piacere rivedervi ancora una volta insieme in campo un paio di anni fa con Mister Tortorici a Bronte, adesso con Mister Tortorici che ha abbandonato, insomma, la figura dell'allenatore, mentre invece vedo che voi continuate ancora a stare sempre in campo. Chi in campo ci sta a 360 gradi sei tu, Angelo, mentre invece Ignazio adesso fa l'allenatore, e devo dire con grande qualità. C'è stato un cambio dopo la parentesi di Giare, adesso questa nuova avventura con l'ACI Catena. Prima di sentire i risultati voglio sentire subito un tuo pensiero. No, ringrazio i dirigenti dell'ACI Catena che hanno creduto in me a quasi 44 anni, ancora con dire che c'è qualcuno Il fisico ti regge, no? che Dico ti bene, stima. Ignazio, se non regge il fisico regge tutto. Dopo 3 anni passati a Giarre, fino a ottobre ero lì e facevo il capitano, adesso ricomincio una nuova avventura, con la speranza di dare ai giovani. Ma tu non molli mai, sono convinto che insomma continuerai ancora a sorprendere tutti, non soltanto quelli dell'ACI Catena, ma anche chi gioca con te e chi è anche avversario della tua squadra. Allora, come ho detto poc'anzi, 4 gironi solo con un commento tecnico veloce e lo affidiamo naturalmente ad Antonio Borzì. Facciamo la classica carrellata sui Sì, gironi che non seguiamo sì. direttamente con la schermata, quindi il girone B, C, D e H. Ci soffermiamo questa settimana soprattutto sul girone B, perché era un girone che vedeva questa giornata diversi big match. Avevamo il Casteltermini che giocava contro l'Eraclea, che è la quarta in classifica, e il Casteltermini, vincendo 5-2, quindi una vittoria abbastanza rotonda, si conferma in testa alla classifica. Altro big match era quello fra il Prizzi e il Siculiana, che vedeva il Prizzi terzo e Siculiana secondo. C'è stato il sorpasso del Prizzi con la vittoria 2-0. Però da sottolineare come in questo girone il Casteltermini abbia ben 10 punti di vantaggio, quindi visto il girone di ritorno possiamo dire che ha vinto, diciamo, il girone. Mentre nel girone C avevamo altri big match con in testa il Campofelice e il Futura a 32 punti, ma il Futura, pareggiando 1-1, non riesce, diciamo, a riagganciare il Campofelice. Nel girone D invece abbiamo l'Iniziativa che si conferma seconda a 34 punti, pareggiando contro l'Aquila. Nel girone H sembra un girone a 2 velocità, con il Gela che vince 9-1, mentre il Barrese, che è il secondo in classifica, vince 6-1. Bene, a questo punto passiamo con i gironi che vengono visualizzati anche con una bella schermata. Parliamo subito del girone A, abbiamo i risultati che la nostra Giulia ci legge. Iatina Pro Monreale, Bolognetta 0-4, Sparta Palermo, Borgata Terrenove 0-4, Campobello, Città di Castaldaccia 0-1, Bagheria, Città Isole delle Femmine 4-5, Ezio Roma, Don Orione 1-1, Partini Caudace, Equip Comprensorio Palermo 1-1, Riposa, Buonagia Sant'Andrea. Può già partire la schermata della classifica, dove abbiamo appunto il Borgata Terrenove con 35 punti in testa. Il commento Diciamo di che Antonio. il Borgata Terrenove dei Grandi non accenna a fermarsi, si conferma prima a 35 punti, guadagna anche nei confronti del Partinico che pareggia in questa giornata. Una giornata abbastanza strana, leggendo semplicemente i risultati si nota che non c'è stata una vittoria in casa. Di norma in prima categoria il fattore campo conta molto, ma in questa giornata ben poco. Possiamo notare come c'è stato anche un altro big match, che è quello fra il Bagheria e Città Isola delle Femmine, con un'altra vittoria esterna per ben 5-4, quindi è stata una giornata con molte reti. Beh, quando ci sono molte reti fa piacere, no? Andare a vedere Diciamo che è queste stata partite. sicuramente una battaglia, conoscendo la categoria, se saranno date di santa ragione. Vabbè, cioè. dai, non essere così cattivo. No, ma dal punto di vista sportivo, poi non so se... Si diverte solo il pubblico, Esatto. ma ben venga, ben Sono un venga. ex portiere, si diverte solo il pubblico in quei casi. Allora, adesso parliamo del girone E, anche perché abbiamo un ospite che insomma è in prima persona coinvolto. Girone E, i risultati della seconda giornata di ritorno, oggi domenica 12 di gennaio. A te. Calatabbiano, Aci Bonaccorsi 2-1, Ionica Football Club, Desport Gaggi 4-0, Aci Sant'Antonio, Lineri Mister Bianco 5-0, Città di Aci Catena, Messina Sud 2-1, Sporting Club Giardini, Milo 1-1, Real Santa Venerina, Robur 1-1,
Trecastagni, Russo Sebastiano 2-1. Un Trecastagni che sul filo di lana riesce a battere la Russo Sebastiano e continua la sua marcia al primo posto. Guardiamo la classifica e abbiamo anche il commento di Antonio. Che come ogni settimana dobbiamo dire Trecastagni vince, quindi si conferma in vetta. Però il Calatabbiano non molla, abbiamo avuto la settimana scorsa ospiti dei giocatori del Calatabbiano che hanno confermato come, anche se è difficile, hanno detto che il Trecastagni è un'altra realtà, tentano in ogni caso sempre di accorciare le distanze. Volevo fare una domanda al nostro ospite, coglievo l'occasione. Certo, chiaro. Questo Trecastagni è così forte oppure si può battere se c'è un punto debole? No, il fatto di poterlo battere, quello fa parte del gioco, quindi. Però dico che una squadra come il Trecastagni con l'organico che c'ha in promozione può fare un campionato sempre di vertice. È il discorso che facevamo prima, magari anche per motivi economici. Non batterlo, no? Lì anche i giocatori si sono rimessi in discussione scendendo di categorie, gente che fino all'anno scorso faceva l'eccellenza. Certo, quindi allora è proprio imbattibile. Secondo me il campionato lo vincono loro, niente togliendo al Calatabbiano, che anche lì ci sono dei giocatori che hanno fatto le certo. E l'Aci Sant'Antonio di Tosto, 31 punti. Anche lì a dicembre hanno preso tanti giocatori che quest'anno giocavano in promozione e sono un po' attardati, hanno preso lo sconto diretto settimana scorsa, quindi sarà un po' difficile recuperare. I playoff se li giocheranno alla grande. Playoff dove insomma entra a furore di popolo questo Città di Acicatena con i suoi bei 24 punti e dobbiamo capire bene dove vuole arrivare questa Acicatena. Dai, dacci qualche notizia. La società è giovane, visto che la Cicatena, diciamo il vero Cicatena, quello storico, quest'anno ha fatto la terza categoria, ma so che dalla settimana scorsa sono scomparsi. Addirittura, quindi voi siete rimasti l'unica realtà di Acicatena. Quindi adesso sì, adesso diciamo che l'unica realtà che c'è vicino è poi qualche squadra in terza categoria, quindi la società spera di quest'anno fare un campionato, diciamo. Sì, però siete nei playoff attualmente. Sì, siamo lì, ce la giochiamo. Guardiamo la realtà, c'è qualche squadra. L'umiltà, senti Antonio, però l'umiltà. Sa benissimo anche lui che ai playoff quando ci arrivi non ti metti a guardare in faccia nessuno, quindi ce la giochiamo, se ci arriviamo ce la giochiamo. Scaramanzia prima di tutto. Però dobbiamo dire che andremo a giocare con squadre dove... Chiaro. Anche questo Milo, insomma, con 27 punti è lì nei playoff, per cui insomma anche loro molto attrezzati. 3 settimane fa abbiamo vinto, una bella squadra pure loro. Diciamo che è un girone di ferro, diciamo. Anche le squadre che lottano per non fare playout. Tolto il Trecastagni è un girone di grande qualità. Sì, sarà fino all'ultimo, si combatte sia per playoff e playout, visto che quest'anno i playout non sono come gli anni precedenti. Una scende e 4 andranno a fare i playout, quindi fra i playout e i playoff non c'è tanta distanza. E penso che, visto che siamo nel girone di ritorno, colgo questa occasione, non c'è l'opportunità di avere una squadra che dà punti perché è tranquilla. Perché può essere risucchiata subito. Giusto. Secondo me hanno fatto bene. Hanno fatto bene, anch'io sono d'accordo. Leva questo giochino che rovinava i campionati. Girone F, così parliamo anche di questo Ciclope Bronte. Il girone F, terza giornata di ritorno, i risultati insieme alla nostra Giulia. Città di Mascalucia, Gravina San Paolo 2-0, Belpasso, Città di Catania 2-1, Real Città di Paternò, Città di Maletto 1-0, San Giovanni La Punta, Città di Randazzo 0-2, Cometa Biancavilla, NBI Mister Bianco 2-1, Ciclope Bronte, Real Adrano 3-2, Città di Valverde, Tremestieri Etneo 2-1. È successo di tutto in questo girone, in questa giornata. Il Città di Valverde che vince, ma soprattutto il Città di Catania che perde in un campo difficile come quello di Belpasso e perde anche insomma, lo scettro di prima classificata. Diciamo che per il Belpasso si può fare un discorso in certi sensi paragonabile a quello di Trecastagni, è sempre una piazza che ha un certo nome e un certo prestigio. Città di Catania perde e c'è questo cambio in vetta, salgono Randazzo e Valverde in testa alla classifica. Possiamo parlare anche del Bronte, si fa il discorso che si faceva prima. Nel senso che adesso con questo discorso dei play-out dobbiamo stare attenti dietro, ma c'è anche la possibilità di andare avanti perché non ci sono così tanti punti di distacco. Volendo con un girone di ritorno, usiamo questo termine, maschio, si potrebbero ottenere dei risultati anche, fra virgolette, sperati. Certo. Ignazio, insomma, oggi era importante vincere per voi perché sennò il distacco dalla zona, tra virgolette, tranquillità sarebbe stato considerevole. Vincendo oggi avete quantomeno ancora alimentato il vostro sogno di tirarvi fuori il prima possibile dalla zona calda.
Ma guarda, noi non abbiamo mai smesso di essere fiduciosi, anche quando nel giro d'andata facevamo discrete prestazioni e portavamo a casa 0 punti. Sapevamo che la squadra era diversa dagli anni precedenti, con elementi che erano stati 4-5 anni nella stessa società che erano andati via. La squadra si era ringiovanita molto, ma la filosofia della società, che da quest'anno si è arricchita del nuovo presidente. Ecco, adesso ci dai qualche notizia su questa Sì, nuova cordata a Bronte? No, c'è una persona che è il presidente Meli, Fausto Meli, che si è avvicinato alla società, che ha portato una ventata di entusiasmo e di tranquillità nella programmazione, di scommettersi. Fermo restando il presupposto di questa società, cioè a Bronte possono giocare solo ed esclusivamente giocatori brontesi. Ma mica è sbagliata questa solo cosa. locali. Io sono d'accordo. Dove si gioca veramente per la maglia. Oh, bene. Sono Questo contento. è quello che io voglio. Deve essere questa proprio la mentalità della quello squadra. che io voglio puntualizzare. Io ogni settimana ho al campo 22-24 giocatori brontesi, tutta la settimana. Non manca mai nessuno, veramente danno il cuore, l'anima. Ci siamo rinforzati con un elemento di grande spicco che è Gianluca Catania, brontese anche Brontese. lui. Sono entrati finalmente a regime qualche vecchietto come Imbrosciano e Che salutiamo. qualche altro, ma devo dire la verità, noi abbiamo in rosa molti 96, molti 95, 94 Avete anche e Capace. stiamo facendo crescere qualche 97. Io faccio il tecnico della prima squadra e il tecnico della junior, per avere proprio questa continuità nel lavoro. Dicevo, avete anche Capace. Abbiamo anche Capace. Si allena sì, seriamente? Si allena sempre seriamente, non mancano mai. Però va bene, questa è la nostra filosofia e il presidente che è venuto tiene molto a questa. E questo è importante. Volevi fare una domanda? Se non No, sbaglio, anche Antonio? perché in questo modo la prima categoria è una categoria che si fa soprattutto per passione, cioè Certo. è inutile che ci prendiamo in giro. Quando abbiamo una realtà come quella di Bronte, che può essere anche difficile da raggiungere oggettivamente, possiamo anche vedere anche quella difficoltà: se non dai rimborso spesa non vengo all'allenamento, eccetera eccetera. Evitiamo anche questi discorsi Sì. che sono purtroppo che si devono fare, però in Da questo noi modo non- sentiamo la maglia e quindi giochiamo Ma per Da questa- noi non in questa esiste e maniera comunque il si presidente ammortizzano i costi. e comunque il nuovo presidente non è uno che si tira indietro, nel senso che se verrà tramite un ripescaggio, tramite playoff, qualunque sia, un'altra categoria, anche fosse per un solo anno, che sarà fatto in ogni caso solo con E giocatori poi locali, Ignazio Refice, ci insomma, sarà. è una bandiera di Bronte, ha l'esperienza giusta per guidarla. Ho Dico bene, giocato Angelo. qualche annetto. Ha fatto tanti anni da giocatore, capitano, adesso mister. E quindi voglio non gli dire, manca conosce, quello. conosce bene la categoria, conosce bene la realtà, è di Bronte, quindi meglio di così si muore. Allora un in bocca al lupo, mi Grazie, raccomando. grazie. Chiudiamo il campionato di prima categoria, lo facciamo con l'ultimo girone in schermata, il girone G, e risultati e classifiche insieme a Giulia. Frigentini, Atletico Militello 1-1, Floridia, Atletico Scicli 1-1, Marina di Ragusa, Città di Canicattì 0-0, Città di Augusta, Ellenica 2-0, Sporting Eubea, Megara Augusta 1-1, Carlentini, New Pozzallo 0-5, Belvedere, New Team Ragusa 2-0. In classifica continua a vincere il Belvedere, guardiamo la classifica e la commentiamo insieme ad Antonio. Anche qui, come ogni settimana, dobbiamo dire che in casa del Belvedere non si passa, quindi fa sempre punti in casa. Però è da sottolineare questa vittoria del Pozzallo fuori casa per 5-0, risultato rotondo che permette di fare un passo avanti nella lotta per i playoff. Notiamo anche, e forse diciamo, diamo sempre un occhio particolare alla situazione dell'Atletico Militello, una società di una grande importanza che sta lottando per mantenere la categoria. Sarà un po' Purtroppo difficile è molto quest'anno, difficile, però sono quei 2 punti che possono permettere di ancora agganciarsi al treno dei playout. È sempre importante comunque non mollare, sino all'ultimo cercare di... Oggi ha preso un punto contro il Firigentini, quindi piano piano, mattoncino a mattoncino. Ci vorrebbe qualche bella vittoria, insomma, per ricominciare a... Ha cominciato molto ricomportare male, anche già un l'ambiente. punto non è poco. Va benissimo, ok. Abbiamo chiuso quindi anche con il campionato di prima categoria. Non salutiamo i nostri ospiti perché li saluteremo dopo, invece salutiamo Antonio che rivedremo la settimana Ciao prossima. a tutti e buona settimana. Perfetto, noi invece adesso vi vogliamo far vivere l'emozione del calcio giovanile e lo facciamo con un servizio che abbiamo realizzato con una bella società di Catania, l'Alfa Sport. Guardiamolo insieme.
Alex Catania, presidente dell'Alfa Sport di Catania, una società sportiva che insomma segue da vicino tanti bambini, una scuola calcio affermata con tanti obiettivi probabilmente. Beh, sì, tanti obiettivi, però ce n'è sempre uno principale, cioè la salute fisica e psicologica dei nostri piccolini, perché la scuola calcio è importante, ma non per il calcio, ma per un'attività che serve per loro per crescere maturi, diventare uomini sani e sviluppati sia a livello mentale che coordinativo. Chiaramente tutto questo legato anche a un buon staff tecnico che insomma collabora con la vostra struttura. Beh sì, lo staff tecnico è importantissimo, perché se non mettiamo persone preparate a disposizione dei nostri ragazzi non serve a niente. Oltretutto abbiamo la fortuna di essere una Juventus Academy, quindi di avere questa preparazione fatta dalla Juventus nei nostri confronti, che prepara i tecnici, che poi ricordiamo sono più che tecnici, sono istruttori, quindi ci prepara soprattutto su questo, su come comportarci con i bambini, su quali atteggiamenti avere, quali disposizioni dare a livello comportamentale. Il calcio è una cosa che ci fanno seguire in livello secondario. Il legame con la Juventus serve anche un po', tra parentesi, come specchietto per le allodere per tanti ragazzi, no? Il sogno di diventare calciatori grazie anche alla collaborazione di una società importante come la Juventus. Sì, questo sicuramente, probabilmente da fuori può sembrare così. Cerchiamo sempre, quando arriva un nuovo iscritto, di dire la prima cosa, che questo stemma che abbiamo fate bene non vuol dire andare in Serie A, ma è avere un lavoro di qualità nei confronti dei ragazzi. Quali sono le categorie che insomma fate all'interno della vostra struttura? Beh, partiamo dai piccoli amici, quindi dall'età dei 5 anni, arriviamo fino ai 16 con gli allievi a 5, giovanissimi a 5, giovanissimi a 11, esordienti, pulcini, appunto piccoli amici. Insomma tantissima roba. E tante squadre, difficile infatti a volte organizzarsi, che oggi oltretutto in questo torneo siamo venuti con tutte le squadre, perché facciamo giocare tutti e cerchiamo di dare spazio a chiunque venga a giocare da noi. Certo che venire in una struttura come quella di Torre del Grifo aiuta tantissimo anche per promozionare il calcio con questi ragazzini. Beh, è stimolante e speriamo che una società come il Calcio Catania la sfrutti sempre di più questa struttura, perché abbiamo un bacino d'utenza di bambini che giocano a pallone impressionante, quindi sviluppare un buon settore giovanile, delle buone scuole calcio anche attorno, e non solo il Calcio Catania, anche attorno al Calcio Catania, che lavorino in concomitanza con loro, è importante perché il bacino è molto grande. Un sogno nel cassetto per Alex Catania, insomma promotore di questa importante scuola calcio. Allora, il mio sogno nel cassetto è cercare di creare delle società polivalenti, cioè dove i nostri ragazzi siano un po' stimolati stile Stati Uniti, America, dove possono provare vari sport, perché ripeto, il calcio è soltanto un veicolo per farli crescere, ma non esiste solo il calcio, quindi sarebbe molto bello avere degli impianti dove possono provare tutte le esperienze sportive possibili. Eccoci rientrati, è sempre molto bello, è emozionante vedere i bambini giocare. Io credo che sia la cosa più bella, l'emozione che provano questi bambini, soprattutto quando poi giocano in un campo, seppur in sintetico, di erba. Io te lo dico dall'altro lato, per un allenatore sono le soddisfazioni più belle che uno può ricevere. Tu che hai allenato i settori giovanili ne sei pienamente cosciente. Le più belle, perché i ragazzi ti ritornano tanto. Allenerai quando smetterai di giocare a pallone? No, io ho già deciso di non allenare, ecco perché ancora rimango. Ma si era parlato di una tua possibile, insomma, figura di direttore sportivo al termine della tua carriera? Ci riallacciamo al discorso di Giara, era... Ah vabbè dai, non voglio creare... No, senza polemiche, ma quello mi piacerebbe farlo, aiutare le società. Insomma l'esperienza c'è, qualche giocatore, a cercare i giocatori. Ma io ti ci vedo, te l'ho sempre detto, che tu hai questa allenatore grande ho qualità. già deciso, infatti ci sono stati vari corsi, non li ho mai fatti. Volutamente preferisci casomai una mia scelta. quella figura. Sportivo mi piacerebbe. Benissimo. Salutiamo in postazione per parlare di calcio a 5 il nostro Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera. Ben ritrovato. Ti vedo contento, anche se insomma il Mascalucia oggi in C1 ha perso, sì. Anzi ieri ha perso. Brutta sconfitta contro la capolista. Rimediabile? Rimediabile? Sì, questo sicuramente, dopo tutto il Mascalucia non deve guardare a squadre come la Nissa al momento, non è quello l'obiettivo del presidente. Categoria tranquilla, nel senso che comunque non dovrebbero esserci problemi, insomma, di lottare per non retrocedere? Beh, il distacco dalla zona play-out è di soli 4 punti, ancora è presto per parlare.
Ho capito. Allora guardiamo subito i risultati, la classifica, poi vedremo anche e sentiremo soprattutto il commento di Alessio Patti. 18ª giornata, calcio a 5, categoria C1, che noi di penalty seguiamo in maniera diretta e precisa. A Rosolini, Arcobaleno Ispica, Futsal Peloro Messina 3-1. Azzurri Futsal Palermo, Juventus Gaetano Scirea 6-3. Città di Leonforte MM Futsal Club 4-4. Dilettantistica Regalbuto Ennese 5-1. Ad Augusta Arbor Sporting Club Mabonat 4-2. A Mascalucia Nizza Futsal 1-6. A Termine Merese Rea Calcio Futsal Catania 5-3. A Termine Merese Virtus Termini Progela 4-6. Tra l'altro questa vittoria ha permesso alla Nissa di continuare ad essere la leader indiscussa di questo girone di calcio a 5 interamente siciliano. Guardiamo la classifica al completo e poi dopo cercheremo anche di capire quali sono gli obiettivi a questo punto sia della Nissa ma soprattutto delle squadre catanesi. Nissa Futsal 41 punti, Arbor Sporting Club 39, Arcobaleno Ispica 38, Azzurri Futsal Palermo 36, Progela 35, MM Futsal Club 33 punti, Dilettantistica Regalbuto e Città di Leonforte 28, Juventus Gaetano Scirea 27, Mascalucia 26, Ennese 22 punti, Futsal Peloro 21, Mabonat 17, Real Calcio 8, Virtus Termini e Futsal Catania 6 punti. Certo che questa vittoria a Mascalucia è servita tantissima alla Nissa per tenere a bada anche l'Arbor, no? Sì, se c'era una giornata per capire quanto la Nissa potesse lottare per il primo posto e aspirare alla Serie B era questa. Il Pala Wagner di Mascalucia è un campo di fuoco, è difficile passare, loro l'hanno fatto con un 6-1 che non lascia scampo a nessuna discussione. Forse il Mascalucia recrimina per un arbitraggio dubbio, ma quando si realizzano 4 tiri liberi su 4 concessi dal direttore di gara, poi si ha poco da dire ad un avversario nettamente superiore anche da un punto di vista del gioco. Di Marchese è l'unico sorriso mascalucese che dovrà sicuramente rifarsi nelle prossime partite. L'Arbor e l'Ispica inseguono entrambi con una vittoria, si avvicina alla vetta 6 punti solamente il distacco, il Progela che vince per 6-4 nel campo della Virtus Termini che rimane ultima in classifica. L'MM Futsal ora al 6° posto, sicuramente in un periodo molto difficile. Il 4-4 a Leonforte mette in dubbio tutte le certezze che accompagnavano la squadra puntese all'inizio dell'anno. All'inizio dell'anno si voleva fare un campionato di vertice, ora ci si ritrova addirittura a rischiare di non fare i play-out. In coda il Futsal Catania non riesce a dare continuità alla vittoria della scorsa settimana, perde contro la Real Calcio e perde contro diretto? Sì, per l'ultimo posto utile per i play-out. Al momento è proprio la Real Calcio con 8 punti che avrebbe questa possibilità. Questo per quanto riguarda il girone C siciliano, mentre per quanto riguarda le altre squadre siciliane di categoria anche superiore? Sì, partiamo con la partita che si è giocata al Palavolcan di Acireale. La squadra di casa ha ceduto ad una delle 3 capoliste a pari punti a 34 in vetta alla classifica, e la Cascina Orte 3-5 il risultato finale. Praticamente al 18° del secondo tempo si stava ancora 3-2, poi l'1-2 della squadra ospite ha diciamo così ucciso le ultime speranze di rimonta della Cireale, che comunque con Castrogiovanni, Pennisi ed Escobar ha dato vita, i 3 marcatori, ha dato vita comunque ad una gara una gara spettacolare. A Librino il Catania pareggia con Roma Torrino per 2-2, Bidinotti e Da Silva sono i marcatori, ma il Catania sicuramente, se vuole salvarsi, deve vincerle queste gare.
L'Augusta invece, la nota stonata nella Sicilia della A2, un'altra sconfitta e la Serie B è sempre più vicina. Ecco, mi sorprende come l'Augusta, che è stata negli anni una delle società più importanti del futsal italiano, adesso tra crisi societaria, mancanza di fondi e probabilmente anche un disinnamoramento da parte del pubblico, sta scivolando sempre di più. Angelo? Ci sono stati gli anni belli dell'Augusta, io lo ricordo con piacere e anche lì la crisi si è fatta sentire. Anche se perché c'era insomma, la voglia di mettersi in vista a grandi livelli con l'acquisto anche di giocatori stranieri hanno avuto tanti brasiliani che hanno sicuramente segnato un'epoca, no? Sì, hanno avuto la sua storia, adesso le varie vicissitudini hanno fatto... le crisi, insomma, globali di tutto il movimento. Era il fiore all'occhiello, diciamo, della Sicilia. Ci faceva piacere questa cosa, dai, diciamolo pure. Sportivi anche. Era un po' lontano da noi del calcio, però ci faceva piacere. Sì, è sempre un piacere, è una squadra che milita in Serie A di calcetto a buoni livelli. Certo. Ma a Bronte, calcio a 5, niente? A Bronte c'è stato un periodo che c'era il calcio a 5 anche a buoni livelli, è tenuto da Riccardo Saitta, che in pratica è un po' il tutto in questo momento da un po' di anni del calcio a Bronte, perché ha un grande settore giovanile, è stato allenatore del Bronte negli anni precedenti, quando sono partiti dalla terza categoria e sono arrivati fino alla prima categoria, e anche il calcio a 5 ha avuto un po' di storia a Bronte e poi si è un po' perso. Ma è un calcio che onestamente non ho seguito mai da vicino, che reputo sia un calcio diverso. Sì, notevolmente diverso. Intensità, forza anche tecnica, però abbinata anche a grande tecnica, grande velocità del breve, tutti i giocatori molto bassi come baricentro, quindi sono più avvantaggiati. Noi magari ci proviamo, ma i risultati sono quelli che sono. A Bronte ci si dovrebbe provare a fare una cosa del genere. Hai fatto riferimento prima, mister, al discorso dei giocatori locali. Sì. A calcio a 5 tuttora la Nissa Futsal la vediamo prima in classifica, fatta eccezione per Graef, la maggior parte, Graef il brasiliano, tripletta su tiro libero a Mascalucia. Tutti i giocatori della zona di Caltanissetta. Meglio così, no? Da noi fa la differenza questo. Noi abbiamo questo grande bacino che sono tutti ragazzi di Bronte. Questa scuola calcio, partono dalla scuola calcio, sono 150 ragazzini e poi c'è tutto il settore giovanile, dagli esordienti fino alla prima squadra. E quest'anno anche la Juniores, che è stata data per continuità e per far crescere questo progetto proprio allo stesso allenatore della prima squadra. Quindi io faccio due squadre, faccio la Juniores e faccio la prima squadra. Hai messo una canadese? Ho messo rimani quasi una tenda e 7 giorni c'è mia su 7. moglie che è molto contenta. Benissimo, allora noi siamo in chiusura della nostra puntata, intanto salutiamo il nostro Alessio, come al solito puntuale e preciso con il suo commento tecnico dedicato al calcio a 5, con lui chiaramente ci rivedremo la settimana prossima. Sì, una buona settimana a tutti i telespettatori e un invito a domenica prossima. Perfetto. E salutiamo i nostri ospiti, siamo in chiusura. Angelo, che è ritornato ancora una volta a scommettersi con il campo, con la terra del campo, non insomma dietro una scrivania, una nuova esperienza ad Acicatena che credo che comunque vada sarà un successo. Sì, sicuramente, già è un successo essere lì ogni settimana ed allenarsi. Secondo me il successo già è quello. Certo. Poi quello che viene in campo ce lo prendiamo. Però un pensierino ai playoff abbiamo la giusta esperienza per... è chiaro, ci mancherebbe. Però un pensierino ai playoff lo state facendo, ne sono pienamente convinto. Un pensierino per tirarsi il prima possibile dalla zona play-out lo sta facendo anche Ignazio Refice di Bronte. Il nostro pensiero è quello di fare una partita alla volta. Benissimo. Una partita alla Tutto volta. quello che viene. La prossima partita è quella più Con importante. chi giocate la settimana prossima? La prossima partita siamo a Gravina ed è uno scontro. Grande Però andiamo incontro. là, come tutte le partite. Certo, andiamo là ci mancherebbe. Per 3 risultati andiamo a giocare e poi vediamo cosa. In bocca al lupo allora anche agli amici di Bronte. Grazie. Che seguono la nostra trasmissione da tanto tempo, a entrambi, vecchietti nel senso buono della parola, un in bocca al lupo e serenità anche per questo 2014. Grazie.
Grazie. Bene, allora possiamo a questo punto congedarci con il pubblico che segue la nostra trasmissione. Salutiamo Giulia Bonaccorsi. Ciao Ettore, buonasera a tutti, alla prossima settimana. Perfetto, noi ci rivedremo alle 19:30 domenica prossima con la nuova puntata di Penalty e vi voglio ricordare che se vi siete persi la puntata in diretta alle 19:30 saremo in replica anche alle 23 e in replica anche nella mattinata di lunedì a partire dalle 8:30. A tutti naturalmente appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.